Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda Spazio Più. Buongiorno Mimmo, a te la linea. Grazie Sveva, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Questo è lo Spazio Più del martedì pomeriggio, oggi è il 5 agosto del 2025. Io trasmetto da fuori, trasmetto dalla ciociaria e ogni tanto mi è capitato di farlo e penso che appunto questa volta, grazie alla regista Sveva, riusciremo a fare una trasmissione tranquilla, perché mi pare che sia tutto a posto, vero Sveva? Sì, è tutto bene. Qui a Milano tutto Ci a abbia- posto. E abbiamo l'ospite qua- in linea già. ok, invece qua ad Acuto ho avuto le campane della chiesa che hanno dato le 3. Perciò passiamo subito all'ospite. Buongiorno, Carlo Persano, il mio solito co-conduttore quando sono Buongiorno. dunque, oggi di cosa volevamo parlare, Carlo? Un po' di dazi ce ne abbiamo ancora, non è che si esauriscono in Ancora, così poco tempo. ancora i Ci sono dazi? nuove notizie sempre sull'argomento. Ascolta, prima di passare Sono a ancora in parlare dei corso, dazi, diciamo. però diamo il numero per la diretta, così se qualcuno vuole, visto che appunto oggi siamo io e te, perciò abbiamo una linea libera, se qualcuno vuole può anche interagire con noi. Il numero della diretta è lo 02 92 94 72 22, ripeto 02 92 94 72 22. Perciò chi vuole può intervenire. A te la parola, Carlo, vai. Allora, dicevo, abbiamo il discorso dei dazi, che è un discorso che sta proseguendo, che ovviamente non si è esaurito in due incontri, uno o due incontri. E poi, se vogliamo, c'è un discorso un po' più generale che riguarda il sovranismo in relazione all'indipendenza energetica dell'Italia, di quando fu tentata una prima volta negli anni 20 e 30 e una seconda volta nel primo dopoguerra con Mattei, un nome che ogni tanto risuona in giro. Quindi dopo, se abbiamo tempo, abbiamo anche questo argomento, se vogliamo, da poter trattare come riferimento storico di quello che è successo. Allora, come notizia, l'ultima volta avevamo detto che l'Italia si era comportata in maniera molto leale nei confronti di Bruxelles e di tutti i partner europei, perché l'Italia in questo momento ha un governo che ha delle relazioni particolarmente buone con gli Stati Uniti e quindi poteva sostenere un po' la tesi che ognuno andasse per conto suo a trattare con gli Stati Uniti per cercare di capire se venivamo trattati meglio degli altri, che era un qualcosa così facilmente pensabile in questo momento. È noto a tutti che Qualcuno ha anche provato a parlare per conto proprio, sbaglio? E non ho Carlo capito. Bersani. Qualcuno ha provato a parlare per conto proprio delle altre nazioni dell'Unione Europea. Sì, no, Pare appunto stavo dicendo che l'Italia, pur avendo questa particolare condizione di vantaggio, non l'ha fatto. Non ha parlato autonomamente, ha cercato di restare compatta con l'Europa per fare, per creare una massa critica maggiore. E appunto ci eravamo detti, penso la volta precedente, che ci auguravamo che questo atteggiamento leale dell'Italia da una parte potesse essere così apprezzato e anche ricompensato dai partner europei e dall'altra parte che altrettanto comportamento ci fosse da parte di tutti quanti.
Adesso Perché ancora oggi non è non abbiamo... così? Non è così, Come? Carlo. Non è così. Beh, Noi ancora, facciamo i corretti e facciamo sempre la figura dei minchioni. no, ancora non si può dire, però di Mm. fatto che cosa è successo? È successo che il ministro Lars Klingbeil della Germania ha chiesto e ottenuto un appuntamento da Bessent, il segretario del Tesoro americano, l'equivalente del nostro Ministero del Tesoro, per un accordo, per un incontro bilaterale. Io spero che questo non significhi che loro sono andati lì a cercare di trattare la loro posizione separatamente, visto che la Germania questa cosa l'ha fatta per un paio di decenni con la Cina, a scapito di tutti quanti, noi per prima, a scapito dell'Italia per prima rispetto a tutti. Speriamo che non voglia fare questa cosa anche con gli Stati Uniti. E la speranza è anche quella che gli Stati Uniti, voglio dire, se per caso a loro venisse qualche idea strana, ai tedeschi venisse qualche idea strana, che gli Stati Uniti siano loro a creare le giuste distanze. Quindi stiamo ad aspettare. Intanto la novità è che c'è questo accordo bilaterale, questo incontro, scusate, bilaterale, non si sa, nessuno ha reso noto qual è l'agenda dell'incontro. Chiaro che noi lo possiamo immaginare perché sembra che sia abbastanza assodato che i dazi con l'Unione Europea saranno il 15% ad esclusione della siderurgia. E quindi quella esclusione della siderurgia significa così un riguardo particolare a quello che fanno i tedeschi, che hanno fatto per tanti anni, perché ricordiamoci che lo scorso anno la Germania ha avuto il record di avanzo commerciale con gli Stati Uniti, il record. Ha avuto 73 miliardi di dollari netti di avanzo commerciale, cioè tra quello che esporta e quello negli Stati Uniti e quello che importa dagli Stati Uniti, la Germania ha avuto ancora nello scorso anno un vantaggio record di 73 miliardi di dollari. Quindi è chiaro che la Germania si era esposta a questi vantaggi nello sbilanciamento commerciale in maniera importante e quindi è anche pensabile che loro siano quelli che alla fine potrebbero subire maggiormente lo svantaggio di questi dazi. Però, voglio dire, qui non è tanto questo l'argomento, cioè che fosse chiaro che la Germania volesse andare a trattare da sola, come ha sempre fatto con la Cina, c'era il dubbio. Vediamo fin dove vogliono arrivare i tedeschi, tenendo conto che l'Italia fa sempre in tempo a ricreare i suoi canali bilaterali, anche l'Italia, a questo punto fregandosene anche dalla Germania. Staremo a vedere noi non abbiamo notizia che la Germania abbia informato il suo primo partner commerciale e industriale in Europa, che è l'Italia, di quali sono diciamo gli argomenti della trattativa. E come abbiamo detto li immaginiamo, però sarebbe stato carino e simpatico, diciamo con una trasparenza e una correttezza, se ce l'avessero dichiarato apertamente, avessero detto a un ministro tipo il ministro Urso: guarda che noi andiamo lì a trattare per i fatti nostri, che ne so, della siderurgia. A oggi non abbiamo notizia che è stato fatto, quindi come ci siamo detti l'ultima volta, staremo attenti e vigili, adesso staremo attenti e vigili ancora di più per questo argomento. Carlo Persano, però se i tedeschi facessero i zozzoni come in altre occasioni, passatemi questa maniera così semplice di semplificare, che facciamo? Gli dichiariamo guerra alla Germania?
No, No? non dichiariamo guerra alla Germania, non abbiamo bisogno. Andiamo a Bruxelles a dire o qualcuno è in grado di riportare nel giusto solco la Germania, o se no qua diventa un liberi tutti, ognuno farà i suoi accordi particolari con tutte le nazioni del mondo, a iniziare dagli Stati Uniti. Non abbiamo neanche bisogno di fare la guerra, guarda. Semplicemente facciamo valere gli accordi politici che c'erano stati prima con la Meloni e ancora prima e soprattutto con Salvini, per esempio con gli Stati Uniti, e andremo lì a dire: scusate, qui l'Europa vuole Scusatemi sembrare l'interruzione. Mimo, volevo dirti che c'è una telefonata. Prego, allora diamo voce agli ascoltatori, questa è la nostra regola. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Sono Lisetta, buongiorno a tutti e due, buona giornata. Buongiorno, Allora, Lisetta. vorrei parlare dei dazi sempre e le conseguenze di un'Europa divisa. E allora, Prego. secondo me, l'accordo commerciale, conclusosi una settimana fa, mi sembra, con una stretta di mano, dico io, e un sorriso a denti stretti tra Donald Trump e Ursula von der Leyen, suggella, sempre secondo me, definitivamente la rinuncia alla visione lungimirante dei padri fondatori della Comunità Europea, cioè costruire, sia pur a piccoli passi, un'unione politica, dico io, unitaria tra i Paesi membri attraverso una integrazione commerciale. Essendo l'Unione Europea, per sua insipienza, direi che è la parola esatta, insipienza, rimasta incagliata nello stagno commerciale, oggi subisce le conseguenze di non essere diventata quel soggetto politico unitario, dotato di una politica estera e di una difesa militare comune. E il conto salato da pagare è presto servito. Allora, il segretario della NATO, Mark Rutte, mi sembra che si chiami così, no? È felice di dedicare il 5% del PIL di ogni Stato membro al riarmo. Ursula von der Leyen è soddisfatta di comprare armi e gas liquido e di versare un dazio del 15% agli USA. Ma Macron cosa fa? Accordi di difesa nucleare con la Gran Bretagna. La Germania, dove la destra nazista accumula consensi elettorali, si arma per conto suo. La Polonia è già da tempo in pieno riarmo. E noi cosa facciamo? L'Italia cerca di non scontentare nessuno, se non se stessa. Allora, in questa Babele, dico io, europea, assistiamo impotenti al massacro dei palestinesi e di tanti ebrei anche, per aumentare il nostro stato confusionale. Sosteniamo l'adesione all'Unione Europea di un'Ucraina in stato di guerra sempre, con un'economia, e voglio terminare, devastata e con l'obbligo di dimostrare di essere uno stato di diritto. Tutto qua quello che dovevo dirvi, e una buona giornata da Lisetta. Grazie Lisetta, grazie. Carlo Persano, a te è piacere di rispondere. Diciamo che Lisetta non ha fatto una domanda, ha fatto un'esposizione di situazioni, di fatti, molto corretta, tra l'altro, perché tutto quello che ha detto corrisponde alla realtà dei fatti, al vero. E la domanda che ci dobbiamo fare tutti è: cosa facciamo se si spacca tutto quanto? Cioè, se qualcuno corre per rompere tutto quanto. Noi proprio in questo programma è da una vita che diciamo che i tedeschi e i francesi hanno fatto accordi per almeno 20 anni con la Cina, accordi economici sottobanco. Cioè, ricordiamo tutti quanti quando ci fu il ministro cinese che venne in Italia per 5 miliardi di forniture, fummo redarguiti perché avevamo osato trattare questi 5 miliardi direttamente con la Cina, e poi si venne a scoprire che quello stesso ministro dopo se ne andò prima in Francia,
dove i miliardi di forniture erano più di 30, e poi in Germania dove i miliardi di forniture erano 52. Quindi, voglio dire, questa non è una situazione che nasce oggi. Io continuo a sostenere una cosa: se l'Europa riesce a trovare un filo conduttore unico, io sono uno di quelli che dice sarebbe meglio per tutti, però si deve trovare questo filo conduttore unico sotto vari profili. Iniziamo a dire che oggi cosa, diciamo, pressante in questo periodo: non c'è un unico ministro della difesa in Europa, cioè non c'è un ministro a cui tutte le forze armate dei vari paesi devono rispondere, non c'è il Pentagono in Europa, non c'è il Pentagono come raccolta di tutte le forze militari negli Stati Uniti che vengono raccolte in un unico centro direzionale di comando. Non c'è niente, ognuno va per i fatti suoi. La signora l'ha detto, la Polonia è quella che si sta riarmando più di tutti, la Germania si sta riarmando per i fatti suoi. Tra l'altro tutti quanti abbiamo il grossissimo dubbio che tutta la scena della Germania dipenda dal fatto che, grazie ai suoi errori fatti con la Cina, oggi si trova un'industria in crisi, grazie agli errori che si sono fatti da soli con la Cina, e adesso cerca di riparare quegli errori facendo stampare un po' di soldi a qualcuno per diciamo trasformare molte industrie che prima producevano prodotti di consumo in armamenti. Quindi non c'è un filo conduttore unico in Europa, non c'è un ministro del tesoro unico che è andato a trattare col ministro del tesoro americano. C'è il ministro del tesoro tedesco che è andato a trattare, che ha chiesto l'appuntamento al ministro del tesoro americano. Quindi voglio dire, questa è la situazione e tutti dobbiamo renderci conto e dire: continuiamo a sostenere questa situazione, proviamo a fare che qualcuno, se ha voglia, faccia, diciamo, la Meloni con Merz, con Macron, facciano una cosiddetta, oggi la chiamano roadmap, un percorso a tappe, in cui si dice: prima si deve arrivare all'unificazione fiscale, poi all'unificazione della difesa, oppure nell'ordine che voi preferiscono mettere loro, poi all'unificazione commerciale. Ma è chiaro che finché non c'è questo, voglio dire, e in più si nomina una persona come la von der Leyen, francamente abbastanza debole nelle relazioni, oltretutto, voglio dire, appena salvata da questi discorsi sulla Pfizer, che comunque parecchio di strano ce l'avevano, no? Quindi l'Europa sta in queste condizioni. Noi, come italiani, secondo me, abbiamo due compiti. Uno, quello di essere leali finché possibile, poi quando diventa impossibile, ovvio, diremo anche noi arrivederci a tutti quanti. E l'altro è quello di avere la coscienza di avere delle università importanti che sfornano dei signori ricercatori e dei signori manager per il nostro fatturato. Come dicevamo la volta scorsa, il fatturato in esportazione extraeuropea dell'Italia sta volando grazie a queste miriadi di persone che, senza l'aiuto di nessuno, si stanno muovendo. Quindi noi abbiamo questo, abbiamo il fatto che nel mondo il passaporto italiano è riconosciuto come il più ambito. Perché è ambito? Perché l'italiano non si presenta con arroganza da nessuno, si presenta con professionalità, con la capacità di fare un prodotto
squisito sotto tutti i profili. Il Made in Italy vuol dire fatto bene, una cosa Made in Italy è sinonimo all'estero di una cosa fatta bene. Quindi ha queste prerogative di non essere altezzoso, quindi non cercare di fare il prepotente con nessuno, di creare la giusta relazione con le persone. Questo ha portato tutti a dire che il nostro passaporto è il passaporto più ambito, perché in qualsiasi paese si vada a finire, tutti quanti dicono l'italiano non è uno che viene qui per fare il prepotente e cercare Carlo Persano, perdona l'interruzione, infatti non per niente noi, grazie a una legge ormai vecchia che fu votata qua appunto nel Parlamento, grazie all'opera di Mirko Tremaglia che favorì appunto il voto per gli italiani all'estero, noi siamo la nazione che ha il maggior numero di richieste di passaporti, la qual cosa appunto sta affossando gli uffici delle anagrafi di tanti comuni italiani. Cioè, che vantaggio abbiamo noi da questo fatto che appunto noi ovunque andiamo, noi italiani ovunque andiamo, ci guardano tutti quanti con simpatia, perché c'è un conto essere guardati con simpatia per ricevere appunto un trattamento corrispondente, un altro conto invece fare poi sempre la solita figura dei fessacchiotti, perché poi comunque sono anni, sono decenni che il popolo italiano paga tutti le nefandezze, tutti i guai che appunto hanno fatto sia i francesi che i tedeschi. Non ci scordiamo appunto della storia dei crediti inesigibili della Grecia, di tutte le varie stronzate che hanno, passatemi questo francesismo, che appunto la Francia e la Germania hanno fatto. Cioè, io non voglio fare il solito demagogo, ma noi abbiamo pagato anche la riunificazione delle due Germanie. Insomma, quando finiremo di pagare? Anche perché tu all'inizio della trasmissione hai parlato di Enrico Mattei che stava cercando appunto di andare contro degli interessi, quelli che governano il mondo da un sacco di tempo, è stato preso e è stato fatto esplodere in aria. Quando noi riusciremo ad avere un vantaggio? A chi lo dobbiamo chiedere? Perché appunto a me sta bene che la Meloni sia in simpatia con Trump o col Trump, come tanti appunto lo pronunciano, dico, però appunto se questa simpatia poi alla fine non ci porta a nulla. Io per esempio qui in Ciociaria sono stato in giro, ho incontrato ormai le persone con cui sono diventato amico, che lavorano nel campo vitivinicolo, e loro poveretti stanno veramente in imbarazzo, perché dicono insomma il nostro vino è un vino sicuramente di qualità eccelsa, il nostro vino è pure meglio di quello francese, però appunto qua se le cose vanno in questa maniera e se il governo non ci mette una pezza, noi rischiamo veramente di fare una brutta fine. Che quando appunto vedremo dei risultati? Tu stai esponendo in maniera molto equilibrata tu stai esponendo la cosa in maniera molto equilibrata, io invece sono il solito squilibrato. Forse siamo la coppia perfetta in questo senso, perché tu appunto porti tutto fai tutti i ragionamenti compiti, io sono quello che poi ogni tanto ci mette un po' di peperoncino. Quando quando l'Italia vedrà qualche vantaggio? Ma allora, io dico che da quello che osservo io, vedo che una parte dell'Italia, tra l'altro sud compreso, perché questo prima era un fenomeno che si vedeva solo dall'Emilia Romagna in su, invece adesso sia nel centro che nel sud che nelle isole si vedono segnali particolarmente incoraggianti. Il primo segnale incoraggiante, io capisco la difficoltà dei viticoltori e sicuramente ci saranno tante situazioni di questo genere, però l'Italia, senza mancare di lealtà nei confronti di nessuno, ribadisco, senza mancare di lealtà nei confronti di nessuno, ha aumentato di più di 200 miliardi la quota di PIL in esportazione fuori dall'Europa, extraeuropea. Quindi questo vuol dire che molte persone
molte persone, sono andate in paesi anche di zone strasperdute. Cioè un italiano arriva nel Tagikistan, ha questo vantaggio che arriva lì e non è visto come un inglese, come un francese, che sono state nazioni coloniali, permettetemi di dire, cattive, con delle notevoli cattiverie. Non sono visti come gli Stati Uniti, non sono visti neanche come i russi. E l'italiano è visto lì come una persona che vuole andare lì e portare le sue capacità. Quindi questo ha dato già, si vede, un vantaggio notevole. Però questi sono i risultati di politiche o comunque sia di imprenditoria passate. Io, cioè, la domanda te la faccio tesa proprio al futuro prossimo. È lo scorso anno. L'Italia, secondo me, in questo deve continuare e deve incoraggiare queste esportazioni, perché il vero problema di queste esportazioni, una volta che uno riesce a vendere il prodotto in paesi che hanno, che non hanno una tradizione commerciale consolidata e quindi non sei sicuro, diciamolo in termini così che possono capire tutti, non sei sicuro di incassare quello che venderai. Quindi è chiaro che qui deve entrare il governo. Il governo ha uno strumento che è la SACE, che è un ente che assicura i prodotti venduti, questo tipo di prodotti venduti all'estero. Fortunatamente la SACE copre tantissime di queste operazioni e quindi questo, se vogliamo, è l'aspetto buono del governo, però la SACE viene attivata, diciamo, in queste operazioni dall'imprenditore. Io forse suggerirei che la SACE Scusatemi faccia l'interruzione. lei proselitismo verso gli imprenditori per dire: signori, Carlo, abbiamo una in comunicazione della regia, Carlo. Sì, Sentiamo scusatemi cosa l'interruzione. dici. Appena potete facciamo una pausa. Ok, va bene. Carlo, brevemente, così facciamo la finisco in 2 parole. Dico, quindi la SACE può fare dell'azione nei confronti degli imprenditori dicendo all'imprenditore: vai tranquillo, questo è il protocollo per vendere e io ti coprirò la vendita con la mia esperienza pluridecennale in questi tipi di operazioni. Per il momento va posso bene. finire qui. Interrompiamo la prima parte della trasmissione e diamo spazio alla pubblicità. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Di nuovo a voi la linea. Rieccoci, è sempre lo spazio più del martedì pomeriggio. Siamo appunto io, Mimo Magnetta, e Carlo Persano, storico collaboratore dello spazio più di Radio Libertà. Prego Carlo. Sì, tu prima ho fatto accenno io e poi l'hai riproposto tu, sì, un accenno anche al discorso di Enrico Mattei, che secondo me è abbastanza significativo perché insomma dalla storia si deve imparare anche su come
sia per capire che cosa è successo in passato, sia per capire, per imparare dalle cose positive o anche dagli errori del passato, per poi riproporsi nella maniera più efficace e più, diciamo, che può rendere maggiore positività alla vicenda italiana in generale. Io, siccome il nome di Matteo ormai risuona da qualche anno, io vorrei fare un po' così, vorrei un po' raccontare cos'è stata questa vicenda di Mattei. Tu sei arrivato già alla conclusione che hanno tirato giù l'aereo dove c'era lui a bordo, ma la vicenda è la vicenda, ed è una vicenda molto complessa. Tanto diciamo da dove parte come parte la vicenda di Mattei. La vicenda di Mattei non parte da Mattei, parte dagli anni '20, perché negli anni '20 l'Italia si trovava nella stessa condizione in cui si è trovata Scusatemi poi di nuovo negli anni. l'interruzione, abbiamo un'altra ascoltatrice che vorrebbe parlare. Va bene. Vabbè, allora, visto che poi anche donna, subito la parola. Buongiorno, chi sei, da Subito. dove chiami? Buongiorno, io parlo da Trieste, mi chiamo Narda. Sto ascoltando la Buongiorno. vostra trasmissione che è incredibilmente giusta, tutto quello che state dicendo. Mio figlio è un imprenditore, perciò se ne intende queste cose. Voi state raccontando a noi tutte queste cose magnifiche, però siete della Lega, andate da Salvini, esponete a loro queste questioni, lui è vicino alla Meloni e si potrebbe fare qualcosa. Perché con noi non combinate niente, bisogna sempre andare in alto. Che ne dite? Beh, ti posso rispondere. Ho sentito una trasmissione sulla terza rete dove c'è la Turco, che è stata ministro, è stata insomma più volte Sì, la politica, conosco. dove parlava appunto di donne e di quanto appunto le donne vengano ancora oggi vituperate e massacrate, e la Turco ha concluso dicendo che bisogna appunto che ci sia la partecipazione e la presenza della gente. È vero che noi appunto siamo nella radio che è ospitata nel Palazzo della Lega. Ti posso dire che io tante volte, grazie a questa piccola trasmissione, tanti messaggi l'ho veicolati e tante soluzioni, Matteo Salvini o altri nella Lega hanno trovato una soluzione. Però il problema è questo: noi facciamo informazione e ci interessa appunto che il popolo, che la gente, e tu fai parte appunto della Ma nostra gente, al giorno beh, d'oggi già il popolo, qualcosa. sai cos'è? Me ne freghista, cioè non è che partecipa, ci sono pochissimi. Ecco perché noi abbiamo eletto i nostri capi grandi, tutto quello che vuoi, e loro possono fare per noi, perché noi che cosa possiamo fare? Sai cos'è? Il discorso è questo: dato che noi siamo quelli che poi votano, se sempre più telefonate arrivano alla nostra radio in cui si sollecita Salvini, tutti gli altri della Lega, ma anche parlando pure di quelli di Fratelli d'Italia o di quelli di Forza Italia, Anche insomma alla questa fine insomma telefonata stessa sollecita il bene. stimolo. Sì, io preferirei Salvini, ma abbiamo la Meloni e dobbiamo stare con lei adesso, perché come dice Salvini bisogna partecipare, non si può essere nel contro, e solamente entrando dentro nel governo si può fare qualcosa. Io ascolto sempre Radio Libertà da 20 anni, perciò ne conosco di cose. Sai, io sono solamente 25 anni che faccio queste trasmissioni ormai. Sì, io Ti posso l'ascolto molte volte al eh, pomeriggio che siete voi. ti posso assicurare che insomma qualche indicazione l'abbiamo data e a volte le Ecco, indicazioni con qualche vengono anche puntura seguite. si va lì a via Bellerio, si va su da Salvini e si parla un pochino di più forse, perché anche Salvini ci sta trascurando, non parla mai a Radio Libertà. E guardi che io conosco tante persone che sono un po' arrabbiate, perché almeno una volta ogni tanto il nostro Salvini potrebbe farsi sentire. Niente, zero assoluto, va bene che lui interessa il ponte, eccetera. Ecco, questi sono i pensieri di noi. Non è solo questo, è che Salvini ormai c'ha talmente tante gatte da pelare. Però tu, per esempio, se vuoi, continua pure ad ascoltare
la nostra trasmissione. È il Sì, 20, grazie, io ascolto il viene di sempre quel- perché poi vieni a grazie di Pontida, nuovo, buongiorno. così facciamo sentire proprio dal vivo la nostra voce. Grazie per la tua Bene. testimonianza. Carlo, prego. Carlo? Sì, diciamo che se posso Gio. anche dire la mia sull'argomento, su questa telefonata, che ci sono, noi, sai, lo diciamo sempre, abbiamo riferimenti come Borghi, Bagnai, che tutte le volte tentano di farsi sentire e secondo me riescono anche a farsi sentire. È chiaro che, come dici tu, poi la Lega deve prendere i voti per poter farsi sentire ancora di più, quello sono d'accordo. Se vuoi torniamo a parlare di Mattei, di quello che appunto di quello che aveva preceduto Mattei negli anni 20 e 30, perché negli anni 20 sostanzialmente, esattamente nel 1926, viene fondata l'AGIP. L'AGIP viene fondata in quegli anni, nel 1926. Perché? Perché l'Italia inizia a decollare come industrializzazione. L'Italia era un po' in ritardo rispetto alla rivoluzione industriale, però in quegli anni inizia a decollare come industrializzazione e decollando come industrializzazione diventa più importante e pressante la necessità di energie per l'industria, quindi di energie che possano muovere i Scusatemi macchinari ancora, c'è Federico in linea. Facciamo intervenire anche lui. Dai, finisci il tuo discorso, Carlo. Sì, no, ma posso riprendere dopo, tranquillo. Facciamolo pure intervenire. Federico, buongiorno. Hai Buonasera. sentito parte dell'intervento dell'ascoltatrice? Sì, O sei- molto lungo. No, è che il guaio è che la Lega è l'ultimo argine, poi insomma noi sentiamo Borghi, insomma, professor Bagnai, ma sono anche tante altre voci ragionevoli della Lega. Il problema è che è un governo di coalizione, bisogna convivere con Forza Italia e Fratelli d'Italia, che hanno orientamenti ben diversi. Purtroppo c'è questa deriva democristiana che colpisce il centrodestra e a me sinceramente la paura viene perché la gente è stanca, molto stanca, esige cambiamenti perché non ce la fa più e invece poi si ritrova sempre il solito immobilismo all'italiana e le elezioni si avvicinano. Ecco, da questo punto di vista un riequilibrio, un rimpasto o comunque farsi sentire di più in effetti sarebbe la soluzione migliore, altrimenti se tu governi come il PD poi la gente vota l'originale oppure se ne sta a casa. E questo non deve accadere, anche perché io quando vedo Ellie Schlein in TV sinceramente mi sento male, eppure qualcosa mi dice che il giorno in cui lei rischia di sedersi a Palazzo Chigi si avvicina, oppure non lo so, magari c'è la famiglia Berlusconi che prepara qualcosa, perché questi qua incontrano, fanno, i figli del Berlusca non sono molto, non sono fasci come quelli al governo, come direbbero sul Terzo Canale, che ti piace tanto Mimmo, ma hanno una sensibilità di sinistra, alla faccia del papino, del papà Silvio, che voglio ricordare era un socialista, chiudo la parentesi, il pupillo di Craxi. Quindi resto in silenzioso ascolto alla radio, come si faceva una volta, tutti ascoltatori al dono della sintesi, così si può intervenire tutti. Però ecco, sarebbe bello per una volta, invece di andare a votare il meno peggio, di andare a votare il migliore, e che il migliore faccia le cose, perché le cose vanno fatte, ce lo meritiamo tutti, da nord a sud i problemi sono gli stessi, sono sempre di più. È un paese che non ha più la forza, la voglia di vivere, e secondo me questi sono gli ultimi anni per invertire la rotta. Poi io penso che dal 2030 in poi sarà tutto, se si va di questo passo sarà tutto perso. Anche le Federico, ultime... ti posso dire una cosa, Federico? No, ferma perché mi devi rispondere. Quando tu parli di votare il migliore, a me mi viene in mente Stalin. È a lui che ti riferisci? No, potrei dire magari, cioè, è brutto da dire, ma era una classe dirigente politica, per quanto feroce, sicuramente molto più capace e coraggiosa di quella attuale in tutto il mondo. Cioè, abbiamo una classe dirigente schifosa che mai la terra
ma parlo di tutte le nazioni del mondo, hanno visto una classe dirigente tanto penosa, ma penso che questo qua sia il vostro parere, sia quello tuo che di Carlo. Cioè qua rimpiangiamo la Prima Repubblica, rimpiangiamo Gorbaciov o Khrushchev, rimpiangiamo come si chiamava il leader tedesco? Mitterrand no, perché non mi è mai piaciuto, però Chirac sì, ecco, insomma. Non mi ricordo, Helmut Kohl e tanti altri leader, insomma, che hanno ridotto il mondo, cioè che avevano le capacità di non ridurre il mondo così. Io voglio ricordare che Chirac e Schröder si opposero alla guerra all'Iraq e lo fecero con forza. Ecco, questa opposizione ora in Europa non si vede più, siamo completamente supini, basta vedere quello che sta succedendo in Ucraina e in Medio Oriente. Questa è un'osservazione molto semplice, ecco. Questa Poi comunque osservazione la state conducendo voi e quindi è giusto che diate le risposte voi. Certo che io vedo il tutto con molta pena, ecco. Magari sono pessimista io, ma c'è poco da gioire. Buon ascolto a tutti, ciao. Enrico, grazie. Che dici, Carlo, di questa Io esposizione? volevo riprendere e dire, insomma, pronto? Sì, no, Pronto? vai, se ti ascoltiamo. Volevo anche così, per coinvolgere diciamo il significato di questa telefonata, cioè oggi è venuta fuori la parola sovranismo, però io volevo introdurre l'argomento Mattei perché tutto sommato le difficoltà a fare le cose giuste che auspichiamo oggi c'erano anche c'erano le stesse difficoltà, ci sono sempre state, cioè c'è sempre stato un governo mondiale, un ordine mondiale di prepotenti che ha cercato di bloccare, diciamo, lasciatemele chiamare le cose giuste. Ripeto, allora negli anni 20, nel 1926 viene fondata l'Agip. Scusatemi di L'Italia- nuovo, c'è un ascoltatore che vuole parlare. Va bene. Diamo voce ai nostri ascoltatori. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Sì, ciao, sono Marco, chiamo da Milano, chiedo scusa all'ottimo Persano che stimo veramente tantissimo se interrompo. Volevo dire che io mi trovo d'accordo anche con quanto diceva Federico, nel senso che credo di far parte di quella maggioranza che definirei silenziosa all'interno del centrodestra che ha votato per un cambiamento radicale. Cioè qualcuno avrebbe detto, citando l'ex procuratore capo della Repubblica di Milano, Borrelli, per rivoltare questo paese come un calzino. Dopodiché ci siamo trovati che per n motivi siamo stati noi rivoltati come un pedalino. Per cui ci siamo ritrovati con una candidata del centrodestra a Premier che doveva fare fuoco e fiamme dell'Europa, che si veste come la von der Leyen, sbaciucchia la von der Leyen, si vende per fitto, e a me sinceramente di fitto e degli interessi che il meridione ha nel mantenere un certo status quo, a me non me ne frega francamente niente. Quello che mi piacerebbe è il ritorno di una Lega di un certo tipo, perché oggi da indipendentisti siamo diventati nazionalisti, dopodomani saremo magari anche terzomondisti, per cui è un continuo trasformismo. Detto questo, ecco, visto che la Meloni non solo ha degli impresentabili in questo governo, e non mi riferisco a nessuno della Lega Nord, mi riferisco a qualcuno di Forza Italia e di Fratelli d'Italia, impresentabili, inqualificabili, incapaci financo come ministri. Ecco, io mi auguro che ci sia veramente un cambiamento di passo, come diceva Federico, ci sia un reimpasto e che soprattutto, anziché privilegiare i Lollobrigida o altri famigli o comunque dioscuri della Premier, vengano magari
proposti come ministri soggetti molto più qualificati. Io per esempio mi sarebbe molto piaciuto un ministro tecnico per l'attuale presidente della borsa, ma è stato combattuto financo dentro il centrodestra, per cui l'abbiamo messo fuori combattimento. Ma quello che mi spaventa è che l'Italia è diventata ancor più ancillare rispetto alla Francia, alla Germania, cioè all'Inghilterra. Perfino Starmer ci dice ciò che l'Italia deve fare. Starmer che è fuori dall'Europa e noi zitti, muti, coperti, gli interessi nazionali non esistono, va bene, e questo piano Mattei viene proposto solo per fare della propaganda, è vuoto. Ecco, vorrei molta più Lega dentro questo governo, molta più Lega e meno democrazia a nome. Grazie Marco, ti ringrazio per l'intervento. Carlo, allora, che ci Allora, dici il tu di piano questo piano Mattei è vuoto, Mattei? è vero, purtroppo è vero, e devo dire la verità che io ne ho avuto proprio un'esperienza diretta, perché mi sono interessato di un imprenditore che viveva in Scozia, che probabilmente hai conosciuto anche tu, Mimmo. Questo imprenditore sta costruendo in Liberia un'industria per il taglio del legno, tra l'altro con il sistema cosiddetto svedese, cioè non come fanno i cinesi che tagliano così a rullo, e tagliano anche gli alberi che non servono, e invece lui aveva proposto tutto un progetto. Questo è un imprenditore che aveva lavorato in Africa tanti anni, aveva proposto un progetto per il taglio diciamo solo degli alberi che serviva, con la ripiantumazione alla svedese. Quindi una cosa che piaceva tantissimo questa, agli stessi africani piaceva moltissimo, e agli stessi dirigenti della Liberia. In più lui creava tutta una factory, un impianto per il taglio di questo legname già lì, in casa loro, portando lavoro per 400 famiglie. Quindi più piano di Mattei di Cosa questo, gli hanno risposto? Cosa gli è stato risposto a le questo? faremo sapere. Non gli hanno risposto, poi lui si è rivolto a me, quindi io adesso, permettimi di non fare nomi, mi sono rivolto io a delle persone all'interno del governo. Onestamente ho mancato di una cosa, non ho seguito la strada migliore, che era quella di provare a rivolgersi a qualcuno della Lega. Ammetto di non averlo fatto, e le faremo sapere, ma con proprio come sufficienza, ha detto con Marco, disinteresse. con l'aria come per dire ma guarda che noi sta cosa la diciamo così, non credere che poi la dobbiamo fare veramente, capito? L'aria era questa, un progetto che portava lustro all'Italia, era effettivamente utile. Sul piano Mattei, che è molto fumoso, l'ho toccato con mano. Il progetto non è decaduto, fortunatamente, però lo stanno seguendo dall'Irlanda, non dall'Italia. Irlanda Air. Quindi per dire come funzionano certe cose alle volte. E per il resto però io dico anche una cosa, io sarò uno che ogni tanto guarda a cui piace guardare il bicchiere mezzo pieno. Ragazzi, in Italia dicono che i lettori di libri sono 5 milioni, cioè tutti i dati di marketing danno questo numero. Vannacci ha venduto 1.200.000 libri, quindi il 20%, più del 20% degli italiani che leggono i libri, quindi quei 5 milioni. Quindi permettetemi di dire la parte, chiamiamola più evoluta, adesso non vorrei, più del 20% ha fatto quella scelta, e
diciamo una cosa, che Vannacci, diciamo, gli accordi politici li ha fatti con Salvini, quindi cioè, è vero che non tutto si muove come si dovrebbe muovere. Io a Vannacci seguo quello che dice anche in materia economica, anche per quanto riguarda diciamo gli stimoli e le pungolature a Bruxelles, ma diciamo che è molto attivo, non è uno che si sta zitto. Quindi Forse dobbiamo sì, aggiungere anche un Federico, fatto, che forse, Carlo, dobbiamo aggiungere anche il fatto che forse è anche una persona molto pragmatica, cioè d'altronde uno che ha avuto sotto il suo comando. è un plurilaureato, oltretutto, che parla un botto di lingue, quindi voglio dire... Carlo Persano, graditissimo co-conduttore, gentilissimo amico che ogni volta che appunto io ho un pochino di calo, però ti devo invitare diciamo, a concludere perché ormai è arrivato la fine del nostro tempo. Ci abbiamo poco più che 2 minuti, perciò Allora, la stringiamo. mia conclusione è che volevo parlare di Enrico Mattei, non del piano fumoso, come diceva Marco prima, che viene propagandato oggi, del vero Enrico Mattei, e di quelle che sono le difficoltà e che ancora oggi si devono affrontare su certi argomenti. Oggi si parla di sovranismo, ma parlando di Mattei, che magari lo faremo la prossima volta, ci accorgeremo che esisteva già da prima, è esistito negli anni 20 e 30, è esistito negli anni 40 e 50 e quindi sarà un argomento importante per che fa capire tante cose. Quindi quello che posso dire in questi 2 minuti è se ci sarà spazio, visto che questa radio c'è spazio, parleremo anche di quello che è successo e sono successe delle cose molto interessanti che alcuni fanno finta di ignorare, magari noi se le mettiamo in risalto qualcuno capirà qualcosa, magari almeno gli ascoltatori che ci sentono, diciamo. Sicuramente avremo altre trasmissioni da fare assieme. Comunque volevo dire all'ascoltatrice triestina che se vuole noi il 20, io e Carlo Persano saremo a Trieste, per cui se ci contatta possiamo anche incontrarci direttamente. Il mio numero sono anni che io lo do tranquillamente dalla radio. Ascoltatrice triestina, segna di sto nome, Mimmo Magnete, segna di sto numero che è 339 11 70021. Se non c'è una carta e una penna per segnarlo, puoi risentirti la trasmissione, così ti segni il numero e mi chiami e ci mettiamo d'accordo per incontrarci direttamente a Trieste e poi chiaramente il giorno dopo a Pontida, che Pontida è un appuntamento importante a cui bisogna andare, dove appunto ci sono tutti i politici della Lega a cui si possono prendere, tirandoli per la giacchetta, indicargli quelle che sono delle problematiche che forse a loro sono sfuggite, perché comunque sia, può succedere che qualcosa ti scappa. Non è che i politici sono perfetti, però noi ci siamo qua per questo. Chi vota, chi dà il proprio voto, chi dà la propria partecipazione con la militanza, ha fra i vari compiti anche quello di sollecitare la politica e i politici a quelle che sono le giuste azioni. Con questo, Carlo, ti passo a te la parola perché così prendi e saluti tu i nostri ascoltatori. Vai, Carlo Persano. Grazie di averci ascoltato e buon pomeriggio estivo a tutti quanti. Io da Milano, non di al fresco delle colline ciociare come te. Io sono venuto per lavoro qua comunque, oltre che sì, per vacanza. Certo. Grazie ancora. Smart working collinare. Esatto. Grazie, rimanete sempre su Radio Libertà. Grazie dell'ascolto.
Avete ascoltato